Buongiorno a tutti, sono Roberto Puddu della Remax Mistral di Cagliari. Oggi però siamo ad Assemini e siamo in prossimità della chiesa di San Pietro. Quella che vi stiamo presentando è una casa indipendente a schiera, nel senso che ci sono tante altre case indipendenti, e quello che vedete alle mie spalle è il portoncino d'ingresso, il portoncino blindato che dà direttamente su strada. Siamo nella parte del soggiorno, un soggiorno abbastanza ampio che corre lungo questa parte del soggiorno. Vedete qua trasmettiamo in cartoni perché è una casa momentaneamente abitata da un piccolo. E lo vediamo anche da questa parte qui, il soggiorno prosegue in questa parte dedicata più che altro alla zona del tavolo. Da questa parte abbiamo un ampio camino che può riscaldare tutto l'ambiente e da qui il disimpegno che accede direttamente alla zona notte. Zona notte composta da due camere, una camera matrimoniale e una cameretta e il bagno. Proseguendo per l'ambiente vediamo seggiolone e la culla perché l'abitante l'ha giustamente coccolato. Da questa parte qui si esce nel cortile. Abbiamo un piccolo cortiletto a disposizione per godere anche della parte, diciamo, all'aperto. Ma proseguiamo da questa parte perché è un soggiorno che prosegue a L. Quello che vedete qua, che è una cucina completa, in realtà potrebbe essere la zona cucina, la zona cottura, in realtà è solo un mobile, quindi potreste attrezzarlo come volete, perché in realtà la cucina vera e propria, o comunque la zona cucina, ce l'abbiamo da questa parte. Un cucinotto, dove appunto abbiamo i fuochi e i lavelli, con una finestra che dà direttamente sul cortile. Quindi questa potrebbe essere proprio, più che angolo cottura, una zona cottura o cucinotto. Oppure, come volete voi, ripristinare le dimensioni della cucina. Vi faccio vedere subito invece da questa parte, usciamo sul cortiletto, che è utilizzato attualmente anche come ricovero e disimpegno, ma la comodità di avere quei metri quadri che non tutti hanno per poter appunto soggiornare, insomma, sedersi o godere un attimino del sole, oppure nelle giornate di oggi, questo pomeriggio ha messo pioggia, se state qua vi piove addosso. Ok, rientriamo dentro, abbiamo la finestra del cucinotto, la finestra del soggiorno e della cameretta che si affacciano sul cortile. Ritorniamo sull'immobile, chiudiamo, gli infissi sono in vetrocamera e in PVC e da questa parte entriamo per farvi vedere la zona notte. La casa indipendente è di tipologia Trivano, come avete intuito, e adesso andiamo a vedere la disposizione. Camera matrimoniale, cameretta e bagno. Zona notte, come vi dicevo, iniziamo da questa parte, la prima camera. Prima camera, tra l'altro, con armadio 4 stagioni, abbastanza ampio, con la finestratura e i nuovi infissi in vetrocamera, sempre in PVC, con apertura a vasista direttamente su strada. Camera tra l'altro che ha la possibilità di avere una parte dedicata al ripostiglio dove potete appunto posizionare il cambio di stagione, eventuali insomma oggetti personali. Da questa parte invece il bagno, un bagno estremamente compatto, un bagno ad aerazione forzata, completo comunque di tutto, abbiamo mobiletto, bidet, WC, la doccia e il lavandino. E completa chiaramente il tutto la seconda stanza che vi faccio vedere. La seconda camera, ok, sarà poi eventualmente la camera del bambino, attualmente la camera giochi. Ok, camera giochi con l'armadio, ricordando sempre che è finestrata sempre con gli infissi nuovi sul cortile, ok, che abbiamo visto in precedenza. Ritorniamo sul soggiorno per riepilogare. Nel frattempo il cane ci saluta perché il cane abbaia e quindi per quello. Ripassiamo il soggiorno e ci vediamo esattamente davanti alla TV per riepilogare. Siamo ad Assemini, quella che abbiamo visto è una casa indipendente, siamo vicino alla chiesa di San Pietro, la tipologia è Trivano con cortile, potrebbe essere il prossimo vostro investimento oppure il prossimo immobile di vostro interesse. Ora mi siedo sul divano e quello che rimane da vedere, visto che è abitata da un bambino, e guardate i cartoni animati. Ricordate che posso vendere anche la tua.